Il 30 settembre torna l'appuntamento con Veneto Night, la notte europea dei ricercatori. A Verona il programma della giornata prevede laboratori aperti la mattina, la cerimonia dei dottori di ricerca e un evento serale in Piazza dei Signori. Sentiamo le parole del rettore Nicola Sartor. Veneto Night è una data che viene a essere attivata in tutta Europa, quindi non solo in Veneto ma in tutta Europa nello stesso giorno si valorizza il lavoro dei ricercatori. Per noi è l'occasione tipica di consegnare i diplomi di dottore di ricerca, quindi il titolo più alto che venga offerto dal sistema universitario alle persone che l'hanno conseguito dopo un triennio di lavoro faticoso e impegnativo. Il percorso è un percorso che forma all'attività di ricerca, non è un percorso esclusivamente mirato ad alimentare la ricerca universitaria, perché noi crediamo che soprattutto in certe discipline sia di grandissima importanza che questi giovani e queste giovani possano trovare occupazione nelle piccole e medie imprese, perché anche lì possono dare un enorme contributo in termini di innovazione e di metodo scientifico. L'evento proseguirà dalle 18 in Piazza dei Signori con un evento a ingresso gratuito aperto a tutta la città. Ce lo presenta Alessandra Biti, Project Manager di Studio 27. Allora, si partirà dalle 18 con la piazza aperta, con gli stand, con gli ambiti della ricerca universitaria aperti al pubblico e 6 favolosi track food gourmet per il pubblico, per cui potranno iniziare a gustare anche delizie gastronomiche. Si partirà poi a partire dalle 20 con uno spettacolo in piazza, con una grande band capitanata da Benji De Ridillo, e con lui ci saranno degli ospiti eccezionali sul palco, a partire dallo chef Andrea Mainardi della Prova del Cuoco, per seguire con Paolo Ruffini, il grande comico che ricordate per i vari film, gli sketch, Colorado eccetera, e andare avanti con Massimo Cotto, speaker radiofonico di Virgin Radio, bravissimo critico musicale, insieme a un giallista molto noto che vi racconteranno la ricerca universitaria attraverso la voce di questi esperti, giornalisti, comici e personaggi noti. A chiudere l'evento a partire dalle 22 il concerto di Francesco Motta, uno degli artisti più promettenti del rock italiano, già noto per il brano La fine dei 20 anni.